Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento con Buongiorno 131. Ovviamente non sono da solo, facciamo entrare Francesco, buongiorno a lei. Buongiorno, che bella questa litania del ovviamente non sono da solo, ci sarà il giorno in cui sarai da solo, che No. noi scompariremo, usciremo, No. cioè, Ecco. vero No. Roby? No. Non Allora- sono da solo e invece in realtà succederà. Prima Lo o poi... stai già criticando. Io vi ricordo che le persone anziane hanno bisogno di schematicità e lui ha le cose prefissate perché essendo anziano se le ricorda così. Tra l'altro, Però Luca, ti posso- sto abituando male 2 giorni su 2. Troppa presenza. No, troppo. però avete fatto un colpo basso e non potete mettere certe Quale? foto nella chat. Quale? Ne sappiamo noi tre. Non capisco a cosa ti stai riferendo, Neanche sinceramente. io no, sono veramente delle illazioni pericolose anche. Esatto. Salutiamo gli amici della Salutiamo polizia Rossano. postale che ci daranno una mano poi. Ciao Rossano, ciao Stefano, buongiorno a tutti ragazzi, ben trovati. Insomma, nuovo appuntamento. Hai visto? Attenti a quei Quanti due, siete? direbbe qualcuno. Quanti commenti? Hai Non visto? possiamo lasciarvi senza il vostro Luca Di Leonardo quotidiano, ragazzi. Cioè, in realtà noi lo stiamo facendo per No, quello. la domanda di Tracadda però è giusta. Quando arriva lo sponsor di un caffè, bisogna iniziare a battere le porte Bravo. dei caffè Bravo. sardi. Ce n'è un paio, anche di più in Sì, giro sì. per la Sardegna. Bisogna trovare qualche torrefazione che decide di Sono sponsorizzare. d'accordo. Se ne Sono conoscete d'accordo. di area marketing, presidenti, CEO, mandateci il numero. Esatto. Anche perché Esatto. ci sono le nuove tazze che dobbiamo poi riempire in qualche Esatto, modo. tra no? l'altro oggi nuova tazza, eccola qua, poi dopo ne parleremo Che col suo bello. creatore, perché il prossimo ospite, cioè non il primo ospite, il secondo ospite di oggi è uno dei creatori appunto delle nuove tazze di 131, E ma se ci ci arriveremo gira, dopo. se ci gira qualcuna magari la metteremo anche a disposizione di chi ci segue. Torresfazione. Esatto. Bellissimo. Torresfazione è una bella battuta perché in realtà una delle torrefazioni la principale di Sassari, non faccio nomi finché non ci pagano, è proprio dietro il Bravo. Vanni Sanna, Ecco. la principale di Sassari. Ci sono Quindi se indicazioni. volete che vi citiamo, cioè, Esatto. mi raccomando, avete capito fondamentalmente Ci siamo cosa compresi. dobbiamo. Esatto. Ieri è successo nelle ore più calde. Infatti mi hanno accusato di uscire nelle ore più calde perché a una certa età devi tenerti un attimino a posto. Allora, voi non Però lo sapete, arrivava adesso vi per svelo questo segreto. Vi ricorderete tutti purtroppo il lockdown, no? Periodo in cui Eh. siamo rimasti in casa. Luca Di Leonardo non è mai andato a correre in 64 anni che ha. Il giorno che è arrivato il lockdown, giorno 1 si è prenotato online le scarpe, le Under Armour, queste le possiamo sponsorizzare, tanto non ci daranno un euro da No, qui, mai un da euro, qui infatti. alla fine. E lui ha iniziato a correre in lockdown, infatti adesso è in formissima, prima pesava 114 kg, dal lockdown è in formissima, buon Luca Di Leonardo. Questo è diciamo un Mi sono tenuto in excursus. forma, Ma tu quindi. non sai che si era affittato un cane in quel periodo per la scusa di no, ma devo portare il cane a fare i bisogni e quindi insomma, Esatto. Adesso che per la strada. il noto di Bellissimo. Leonardo truffatore, insomma, tutto insomma, tutti i problemi nascono, diciamo così, da Io mi allora. dissocio, Fabrizio dice
in Italia avete le tazze, noi in Francia abbiamo le tasse. No, No, anche tranquillo, qua. no. Vai sereno, No, Patrizio. basta, Sono arrivate un paio di lettere che... Poi no, Capita a cioè- fagiolo proprio oggi. cioè, per non farci sentire diversi tendenzialmente, questo è un problema di tutto. Va bene, ragazzi Vai. cari. Allora, Belli oggi i giochi di mia iniziamo figlia dietro. molto bene. Sì, no, ma ci sta assolutamente. La Prima o vera poi padrona troverò di una casa, Prima o poi ricordiamo. troverò una location quando mia figlia mi manderà in garage. La vera padrona di casa, tua Esatto. figlia, non certamente tu, questo è evidente. No, dicevo, puntata interessante oggi con tra 5-6 minuti arriverà il direttore sportivo della Raimond Sassari, Andrea Giordo, con cui appunto parlare dell'avventura della Raimond, una delle eccellenze di fatto dello sport sardo a livello nazionale, reduce da un paio d'anni magari un po' sotto le aspettative. Infatti credo che Andrea magari sottolineerà anche un po' questo, perché lo ha È uno detto che in non tutte si le tiene, è uno che- Esatto, lo ha detto in tutte le interviste, quindi chiaramente glielo chiederemo. E poi dopo ci sarà Michele De Murta, sono dei registri di Deo Ciseo, il documentario sullo spareggio tra Cagliari e Piacenza del giugno 97 a Napoli, visto che il Cagliari sabato gioca contro il Napoli. Abbiamo pensato di invitarlo anche per questo, per riparlare un po' sia chiaramente del documentario di quella giornata, che tra l'altro c'era Luca Di Leonardo presente, e quindi insomma magari anche Luca ci potrà dare la sua versione. Se il Cagliari perse forse era anche perché c'era Luca, ma questo è un altro discorso, Quanto avevi? intendiamoci. 36 anni il giorno, Luca? No, ero nel culmine. Nel culo, 97. 40 anni. 42 No, 97. era nel culmine 50, 42. andavo per i 50. Vedi, stai già entrando nel mood, cioè ti stai autoconvincendo oramai. Ma tanto non ci crede Abbiamo nessuno. ragione noi. Perché- Sì. Però è vero, mia mamma ha detto, quando le ho detto che insomma la vera età di Luca, che non vi diremo, non diremo in questa diretta, magari un giorno faremo il gioco tipo i fagioli di Sì. Raffaella Carrà, no? Cioè, quanti anni ha Luca Di Leonardo? Ok, il primo che lo indovina. Però ci dovete essere vince anche una voi tazza. due, eh? Io volevo Tutti e una tre. roba in stile gender reveal napoletano. E chi lo indovina poi con fuochi d'artificio, queste cose che a me piacciono molto, questi eventi. Si vincono dei gadget targati 131. Purtroppo sta chiudendo il castello delle cerimonie, altrimenti l'avremmo fatta lì. Esatto. Infatti io sto andando... Per piccoli problemi burocratici, diciamo. leggerissimi. Infatti io approfitterò della trasferta in terra campana col collega Lele Casini per fare un pranzo lì, ovviamente tutto a spese di Lele, questo è evidente. Va bene ragazzi, vedo che è arrivato Andrea Giordo, Sì. yes, della Raimond Sassari, quindi direi di farlo entrare, Luca. Sì. Eccolo qua. Eccoci Buongiorno. qua, buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Ti chiedo se riesci a girare il telefono, a metterlo in orizzontale e non in verticale, così togliamo quelle fastidiose bande. Eccolo, Eccolo là, perfetto. perfetto. Intanto come stiamo? Per adesso mi scombinate i piani, perché adesso devo Vero. trovare un altro supporto. Ma è il bello della diretta questo. È Soprattutto il per bello chi- della diretta. Aspetta un attimo che adesso ci proviamo, se no lo terrò in mano e mi vedrete un po' a scatti. Allora, sto pensando, ci vediamo bene, ascolteranno direi su perfetto. Spotify che perderranno tutta questa meravigliosa... No, vedi. Facciamo che lo tengo così. Dai. Questa è colpa di Roberto che non ti ha detto di Colpa mia, di colpa tenere mia. il telefono in orizzontale, quindi insomma. Allora, come stiamo al di là del telefono così? Stiamo bene, siamo reduci dalla presentazione, siamo reduci dal torneo dell'Handball Cup, che è andato molto bene. Dopo 7 anni che lo organizziamo siamo quest'anno anche riusciti a vincere, non guasta mai. Nonostante Quindi Mauro ti direi Garau, che molto bene. salutiamo. Nonostante Malogara che mi ha scritto adesso, peraltro, Esatto. È gli il ho problema chiesto- della Raimond degli ultimi anni, no? Cioè è un progetto che sta funzionando, però ha questo neo di Mauro Garau che prima o poi lo Sì, risolveranno. gli ho chiesto un favore tipo un'ora fa e mi ha risposto adesso, quindi insomma tendenzialmente Il sempre professionista. puntuale, il sempre puntuale. Ma Rogara, hai detto Andrea della presentazione, stiamo guardando appunto le immagini prodotte anche dagli amici di Directa Sport della presentazione di qualche giorno fa. Ti abbiamo intervistato col nostro Andrea Olmeo, però prima di entrare proprio
guarda, mamma mia, questo personaggio con la barba, con quel barbone così, ma siete sicuri di tenerlo nonostante quella barba? Cioè, perché Purtroppo, non è body guarda, shaming, sia quest'anno chiaro, abbiamo cercato delle alternative, ma non siamo riusciti veramente a trovare niente È una di piazza meglio, anzi di povera. meno peggio. Come dice Robert, è una piazza povera a Sassari, probabilmente per quello, insomma, offre poche alternative dal punto di vista della comunicazione. Si scherza ovviamente con tutti i colleghi di Sassari. Roby, passo la palla a te. Sì, no, io subito con Andre volevo un po' capire quello che è stato. Avete cambiato tanto, no, in quest'estate, tranne la guida tecnica, perché poi avete trovato la certezza col coach sul finire la scorsa stagione. Qual è stato il progetto di rivoluzione per tornare ambiziosi come siete sempre stati negli ultimi anni? Allora, la guida tecnica l'abbiamo confermata, è arrivato a marzo dell'anno scorso Esatto. Ratko Durkovic, ci è piaciuto tantissimo il suo modo di lavorare, il suo approccio, ti dico la verità, dopo neanche un mese l'avevamo già riconfermato per questa stagione. Abbiamo voluto cambiare tanto perché l'anno scorso invece abbiamo fatto l'esatto opposto. L'anno scorso abbiamo mantenuto uno zoccolo duro della della stagione precedente, che non era stata assolutamente esaltante nei risultati, ed è stata una scelta che non ha pagato più di tanto. Quindi ci siamo trovati davanti a un bivio quest'anno e abbiamo voluto veramente cambiare il più possibile, tenendo delle certezze come Giovanni Pavani, Giovanni Nardin e i nostri due sassaresi che sono cresciuti nel nostro vivaio, Alberto Mura e Andrea De Logu, e poi da da aprile, insieme a Ratko e insieme a Luigi Passino, ci siamo messi all'opera per cercare di allestire una squadra di tutto rispetto, anticipando un po' i tempi rispetto al solito, perché ad aprile abbiamo ad esempio firmato Alvin Garslam, che è il nostro nuovo centrale, che conoscevamo già bene, e da lì, diciamo, si è capito che il progetto rimaneva ambizioso, anzi tornava ad essere ancora più ambizioso, e da lì è stato anche più semplice poi andare a firmare altri giocatori una volta firmato con Alvin Garslam. Andre, l'hai già detto in una serie di interviste anche ai nostri microfoni, no? L'obiettivo è quello di tornare sicuramente tra i playoff, però all'alba ovviamente della nuova stagione, quali sono le sensazioni e secondo te che squadra in generale avete creato, visto che avete anche vinto la Handball Cup che avete ospitato? In generale fa sempre piacere iniziare con una vittoria, però le prime sensazioni che ti ha dato questo inizio di stagione? Guarda, le sensazioni sono ottime, ma sono ottime non dopo l'Handball Cup, sono ottime dai primi allenamenti. Diciamo che abbiamo avuto la conferma della bontà di alcuni giocatori che abbiamo appunto voluto fortemente quest'estate. Prima dell'Handball Cup c'è stato anche un altro torneo importante a Vienna, dove abbiamo giocato con squadre che anch'esse disputano le coppe europee, e anche lì, nonostante i ragazzi avessero solamente 2 settimane sulle gambe e ovviamente anche 2 settimane di conoscenza, essendo la squadra completamente nuova, avevamo avuto già delle ottime indicazioni. Dopo l'Handball Cup abbiamo avuto ulteriori buone indicazioni, però non dobbiamo assolutamente cullarci sugli allori, cioè questa è una squadra che è completamente nuova, che prima di arrivare al giusto livello che noi vogliamo, purtroppo passerà magari un altro paio di mesi. Quindi in questa fase dobbiamo essere molto bravi a cercare, ecco, di andare a prendere i punti dove possiamo andare a prenderli, in attesa che tra un paio di mesi questa squadra credo raggiungerà il 100% della condizione. Su chi si farà il campionato, secondo te? Cioè, quali sono le principali avversarie? Un po' le solite, perché comunque nella pallamano le gerarchie spesso rimangono fisse, però secondo te, guardando al mercato delle altre, chi sono le favorite? Guarda, ogni anno si dice, e si mente clamorosamente, si dice che ci sono 6-7 squadre che possono vincere lo scudetto. Allora, quest'anno secondo me non sono 6-7, ma almeno 4-5 sì. E questa volta non si mente, nel senso che con l'apporto anche del quarto straniero, le squadre si sono attrezzate molto bene.
Io vedo forse un pelino avanti quest'anno il Cassano Magnago, perché il Cassano l'anno scorso ha disputato una stagione strepitosa, hanno vinto anche la prima Coppa Italia della loro storia e hanno confermato l'intero organico e si sono andati a rinforzare con due ottimi stranieri, uno che conosciamo molto bene perché è il pivot che ha giocato a Fasano insieme al nostro Yarstam l'anno dello scudetto perso, e quindi io credo che loro da questo punto di vista abbiano qualcosa in più perché hanno un roster già perfettamente collaudato. Poi il Conversano, il pedigree del Conversano è quello, una squadra che ha vinto tanti scudetti negli ultimi anni, seppur cambi qualche giocatore, rimane sempre, secondo me, una delle assolutamente delle favorite. E poi io quest'anno vedo anche il Siracusa, il Bressano e il Bolzano come delle ottime squadre che si sono anche se rinforzate tanto. Io però metterei il Cassano e il Conversano un gradino sopra. Ti faccio Il altre Sassari due non lo volte. metto su nessun gradino. Per Bravo, il bravo. momento. Lasciamo perdere Sas per il momento, perché comunque non c'è scaramanzia, non è per quello. No. Cioè, così. No. Io ho altre due curiosità, poi magari lascio anche a Fra e Luca Yes. eventualmente. No, una è sul movimento, no? Perché noi lo seguiamo da tanti anni, la pallamano in generale, la pallamano ha delle sue roccaforti in Sardegna, Sassari, Nuoro, ma non solo, sono diverse città che hanno una tradizione importante nella pallamano. A che punto vedi, soprattutto guardando magari ai settori giovanili, il movimento della pallamano in Sardegna, considerando anche che una città come Sassari ha avuto un grande problema, e quindi ti faccio due domande in una, sulle strutture, no? Però ci sono dei progetti in corso, nuovi, per avere delle nuove strutture, nuove palestre. Secondo te i due temi si incrociano? Qual è il momento in Sardegna? Allora, il momento come numeri è sicuramente un momento, secondo me, positivo, perché tutte le realtà locali stanno lavorando molto bene. A Sassari siamo 4 società, anzi 5 società, 4 delle quali fanno campionati nazionali, che hanno aumentato i propri numeri. A Nuoro ci sono due realtà comunque ormai strutturate da diversi anni, e a Cagliari stanno anch'essi iniziando a lavorare decisamente meglio. Ad esempio Villa Cidro, che è una società molto giovane, molto comunque sono tanti e sono veramente dei ragazzi molto volenterosi, stanno lavorando bene e credo che abbiano nel giro di un paio d'anni raddoppiato i propri numeri, se non triplicato. Quindi il movimento in Sardegna si sta sviluppando e si sta, secondo me, rafforzando tanto. A livello nazionale questo non posso dire altrettanto, ma questi sono quei temi più ampi che sicuramente non trattiamo qua. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto sulle strutture, noi purtroppo giochiamo in un bel palazzetto sulla carta, perché chi viene a vedere le partite vede comunque un palazzetto con 1 migliaio di posti a sedere, vede un campo monotraccia, un Taraflex, vede tante belle cose, però è un palazzetto che ha necessità di tanti interventi, tante volte abbiamo problematiche anche semplicemente a fare le docce, quindi da questo punto di vista l'amministrazione comunale ci ha dato delle garanzie di poter intervenire, stanno già intervenendo, hanno anche iniziato i lavori finalmente per non farci squagliare a luglio-agosto mettendo l'aria condizionata, che non è da poco, però quello che è la cosa più interessante, più importante, è che si sta realizzando una struttura, un vero e proprio palazzetto multifunzione per la pallamano, la pallavolo e il calcio a 5, e i tempi di consegna non dovrebbero essere neanche troppo lunghi, quindi siamo in attesa di ricevere a Sassari questa struttura che darà ampio respiro a tante società di queste tre discipline. Poi sono curioso di vedere la battaglia che si creerà sul palazzetto nuovo, però comunque sia tra le varie società, perché voi vi accalcherete tutti dalla pallavolo, ci sarà la fila di fuori. Ma guarda, io da questo punto di vista non sono così negativo, nel senso che
Tanto è una struttura vincolata a 3 sport, è stata finanziata dal PNRR e quindi si parla di pallavolo, di pallamano e di calcio a 5. La pallamano oggi ha una struttura, come ti ho detto, il Palasantorum, che è una struttura che non può più minimamente contenere i numeri in espansione delle società. Quindi è ovvio che anche la pallamano dovrà avere, e oltretutto la pallamano è uno sport che a Sassari può vantare con tanti campionati nazionali all'attivo. La pallavolo lo stesso ha necessità degli spazi e così anche il calcio a 5. Io credo che sarà molto, da questo punto di vista, sarà importante ecco, fare un'unica, fare di necessità virtù e con le altre società riuscire a capire che il palazzetto non sarà dalla pallamano, non sarà dalla pallavolo, non sarà esclusivamente del calcio a 5, ma bisognerà collaborare, e in questo credo che negli anni abbiamo dimostrato come movimento di riuscire a collaborare anche con gli altri sport. Giustamente. Nonostante la pece che sia un problema. No, Andrea, allora, intanto l'ultima volta che ci siamo visti eravamo in aeroporto non eri molto contento. Io e Roberto stiamo rientrando dalla finale di Coppa Italia Primavera vinta dal Cagliari di Pisacane, e tu e la tua squadra state rientrando dalla brutta sconfitta, insomma un po' in attesa, arrivata anche dopo una partita effettivamente, cioè, dopo una brutta prestazione. Eri leggerissimamente un po' alterato, ecco, diciamo così, insomma. Vi ho rivolto la parola, perché solitamente quando perdiamo in trasferta non succede mai. Ricorderò entro sempre nel mio mutismo selettivo e non parlo con nessuno, quindi vuol dire che mi state simpatici se vi ho rivolto la parola. Ricorderò sempre il tuo sguardo assassino nei confronti dei giocatori che erano in fila per l'imbarco, perché noi ci siamo imbarcati per ultimi, siamo saliti alla fine e loro passavano tutti davanti ai tuoi che io guardavo. Che Il fatto è che era l'ultimo volo, se no avremmo spostato il volo per evitare. No, allora E nella mia testa passava il messaggio: tanto arriveremo prima o poi a maggio, finirà. Esatto. Poi ricordo un'altra cosa meravigliosa sempre di quel volo, che Roberto era vicino al coach, giusto? Eri seduto a fianco. Esatto. Ed era, infatti ho detto, insomma, guardi, fosse per me coach la riconfermerei oggi, perché non volevo litigarci, perché non mi sembra l'uomo con cui litigare. No, assolutamente. Ci ha provato l'allenatore del Brno a bisticciare con il nostro coach, ma dopo 30 secondi ha desistito immediatamente. Follie, ha capito che forse era il caso di evitare, perché serve sempre la pace nello sport, è la cosa migliore. La pace e la pece. No, ma infatti ti posso già garantire che finirà la stagione, sarà l'unico allenatore che dà la nostra certezza di finire la stagione. Vabbè, già questo è una importante. notizia. No? Battute a parte, Andrea, mercato, hai citato già un paio di nomi, penso a Jarlstam, sicuramente, no? È brutto dire le punte di diamante del mercato e via dicendo, acquisti top e quant'altro, però insomma avete rinforzato in maniera importante il roster, puntando su alcuni stranieri, intanto alcuni che, è brutto da dire, però vi hanno fatto male, perché appunto Jarlstam da avversario ha saputo far mettervi un po' i bastoni fra le ruote, ma penso anche a Conte Pratt, mi suggerisce l'ottimo Mauro Garau, insomma giocatori di livello per alzarlo questo livello, no? Perché comunque Sassari, la Raimond in questi anni ha dimostrato di essere, prima ti abbiamo presentato, no, come una delle eccellenze dello sport sardo. Una volta che tu inizi a vincere, che inizi ad arrivare a un livello alto e poi ti abitui, quindi quando non resti a quei livelli, chiaramente un po' di aspettative si creano, ecco, quindi questi investimenti importanti sul mercato vanno un po' nella direzione di rialzare ulteriormente il livello di questa squadra. Assolutamente, quello che ho detto anche alla presentazione. Noi modestamente non possiamo permetterci per più di 2 anni di non entrare nei playoff. Poi se tu oggi mi chiedi se metterei la firma come risultato della stagione, entrare solo nei playoff, non la metterei. Quindi significa che noi abbiamo ambizione di poter portare a casa qualche altro titolo.
quello che a cui noi andiamo ovviamente maggiormente è lo scudetto, il termine che utilizzo senza grossi problemi, non sono scaramantico ma fino a un certo punto, però lo scudetto è quello che mancherebbe, sarebbe la ciliegina sulla torta, che prima o poi sono sicuro arriverà, non so se arriverà quest'anno, l'anno prossimo, fra 5 anni o fra 10, ma fino a quando non arriva sicuramente io continuerò imperterrito nel portare avanti questo progetto. Questo è qualcosa che ho sempre detto, ho sempre promesso e continuo a sostenerlo oggi. Sì, abbiamo quest'anno veramente fatto uno sforzo ulteriore nel mercato e siamo riusciti a prendere dei giocatori che sinceramente non pensavamo neanche di riuscire a prendere, perché quello che tu hai nominato adesso, Conte Pratt, è un giocatore che proviene dalla Star League, è un giocatore che nella seconda lega francese, e la seconda lega francese vi posso garantire è un livello nettamente superiore al campionato italiano, è stato MVP di 2 stagioni fa, nelle ultime 2 stagioni ha fatto 380 gol, è un giocatore che quando noi abbiamo ricevuto appunto la scheda per poterlo visionare eravamo molto scettici sul fatto che potesse accettare di venire a giocare non alla Raymond Sassari ma di venire a giocare in Italia, e invece ha prevalso la sua volontà di fare un'esperienza diversa anche con la sua famiglia, e quindi abbiamo approfittato al volo della situazione e abbiamo voluto chiudere il contratto prima che ci ripensasse nel giro di 2 giorni. E oltre a lui comunque sono arrivati anche altri diciamo giocatori di ottimo livello, però ecco, lui è sicuramente quello che è stato il colpo secondo me più difficile da portare a Sassari. Prima di passare la palla a Luca per poi quella che forse è anche l'ultima domanda, perché così poi ti lasciamo anche in pace, caro Andrea, perché immagino che avrai da lavorare stamattina. Sempre sul discorso del roster hai detto, cioè abbiamo detto nuovi innesti, però si riparte anche da 2 italiani come Pavani e Nardin, che oramai, no? Allora, Nardin è il 7° anno, infatti mi ricordo, avevamo già parlato di questo fatto con Mauro qualche settimana fa, giocatore della nazionale, oramai è uno dei pilastri, no, della Raimond, tanti stranieri ma anche un paio di prodotti del settore giovanile come Delo Uemura, 2 italiani che restano appunto come Pavani e Nardin, più qualche altro che poi avete portato. Ecco, ti chiedo anche cioè, quali sono poi le difficoltà ogni anno di creare un roster così eterogeneo? Guarda, la difficoltà è trovare gli italiani. Forse questo è un qualcosa che ci accomuna ad altri sport, anche nel basket credo che sia un problema atavico ormai questo. Nella pallamano ancora di più, perché i giocatori migliori italiani da qualche anno a questa parte preferiscono andare, giustamente anche, preferiscono andare a giocare all'estero in campionati più importanti, come quello francese, quello tedesco, quello spagnolo. Quindi ormai i roster si fanno, credo, noi lo facciamo così, credo anche gli altri. Prima vanno a incastrare le caselle degli italiani dove riescono a prendere gli italiani. Dopo si guarda e si vede dove mancano ovviamente quali sono i ruoli scoperti e si vanno a prendere gli stranieri. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta precisa, quella di intanto confermare il portiere italiano e prenderne un altro italiano, italo-argentino. Abbiamo voluto fortemente riportare a Sassari Bargelli, perché era stato già con noi 3 anni fa un ottimo giocatore italiano. Al ruolo del pivot abbiamo preso un altro italo-francese e lì siamo poi riusciti a prendere 4 stranieri nei ruoli principali, che sono i ruoli di terzini e centrali. Quindi ormai diciamo che la difficoltà è realmente questa. E questo, ripeto, è un discorso anche più ampio che bisognerebbe cercare di affrontare. Da una parte c'è chi vorrebbe più stranieri, dall'altra chi invece vorrebbe investire più sui settori giovanili. Diciamo che siamo quest'anno riusciti ad arrivare a una via di mezzo, portando almeno uno straniero in più, e questo ha semplificato il lavoro alla maggior parte delle società, credo. Luca? Eccomi Andrea, io ti faccio un'ultima domanda, ma una domanda un po' più generale, ovvero sul movimento della pallamano. E ne approfitto anche sulla domanda che ci fa il nostro Gianluca,
che dice appunto in generale non solo in Sardegna come mai la pallamano non ha mai veramente sfondato, pur essendo uno degli sport più giocati nelle ore di educazione fisica alle superiori. E io ti dico, il reclutamento tra virgolette parte anche da un discorso con le scuole. Allora, la prima domanda che mi hai fatto è la domanda che credo la nostra federazione si fa da almeno 50 anni, il perché la pallamano non ha mai sfondato in Italia. È una risposta che non ti so dare, è una risposta che credo che parta un po' dalla cultura sportiva di questo paese, dove altri sport la fanno da padrone. La pallamano è anche poco vista e poco conosciuta. Cioè, se tu oggi vuoi guardare dello sport su Sky o comunque sulle altre piattaforme, la pallamano la trovi raramente. La federazione ha fatto anche adesso ulteriori investimenti, comunque li ha fatti anche in precedenza facendo vedere le partite almeno della nazionale e qualche partita di Champions League su Sky. Questo però purtroppo non è sufficiente per creare quella appeal a questo sport in questo paese. Io dico sempre, guarda, una chicca, io sapete benissimo, faccio il fisioterapista, ho lavorato tanti anni con la Dinamo. Noi un anno siamo andati in Germania, a Würzburg, il giorno della partita siamo arrivati al campo per fare il classico tiro e io vedevo che a 500 metri c'era un palazzetto più grande. Quindi ho chiesto ai dirigenti, ma in quel palazzetto giochiamo stasera? Quello che ha risposto, no, in quel palazzetto si gioca a pallamano. Cioè, in Germania la pallamano è uno sport che viene prima del basket. Quindi è proprio una questione, secondo me, anche di cultura sportiva e di quanto una federazione investa in termini di visibilità. Quindi, riallacciandomi alla seconda domanda che mi hai fatto, è ovvio che se noi vogliamo portare tesserati, vogliamo aumentare i numeri, l'unica strada percorribile è quella di andare a prendere i ragazzi nelle scuole. L'unica strada è questa, poi si può investire in pubblicità, si può comunque sensibilizzare un po' diciamo, per portare le persone al palazzetto, ma l'unica strada per aumentare i numeri è veramente lavorare nelle scuole e far conoscere questo sport nelle scuole. Infatti, Sì, Davide è un nostro abbonato, scusa Fra. Se si Prego, pensa prego. alla visibilità e che alla pallavolo il paragone è impietoso, conferma che a scuola è abbastanza diffusi. Io stesso partecipai con la scuola elementare al mitico trofeo Topolino, che era un trofeo evidentemente di pallamano. Sì, tra l'altro non è Sì, un no. caso che nel nostro campionato italiano la maggior parte delle squadre, Andrea lo sa bene, quando organizza le trasferte sono in Trentino, anche Esatto. moltissime, e anche perché viene più facile influenzati dalla cultura germanica. Andrea, ti prendo in contropiede, con questa non te l'aspetti, perché hai parlato della Dinamo, faccio la domanda al tifoso, all'appassionato, cosa ne pensi della nuova Dinamo? Guarda, ti dico la verità, io quest'anno non ho Vai, fai il seguito fai il tantissimo. democristiano, vai. No, guarda, no, assolutamente. A parte che poi, a seconda di quello che dico, mi chiama Stefano Sarda e mi dice Esatto. che i ragazzi li mandano in un altro studio. Quindi questa cosa... No, adesso a parte le battute, non ho potuto vedere granché e i ragazzi sono già in ritiro da 10 giorni, no, di meno forse, e ci sono i nostri due colleghi che li seguono sul campo, con il quale tra impegni di presentazione e impegni dei tornei non mi sono ancora interfacciato, quindi non ho chiesto grandi cose. Io mi auguro che questa sarà una stagione assolutamente di rilancio per la Dinamo, per quanto siamo tifosi, appassionati e affezionati a questa società con cui lavoriamo appunto ormai da credo il mio socio Simone da 20 anni, io un po' meno, però sono sempre la nostra squadra del cuore. Va bene, grazie allora ad Andrea Giordo, direttore sportivo della Raimon Sassari. Andrea, anche per te vale lo stesso invito che facciamo a tutti gli ospiti, cioè la stagione è lunga, quindi sicuramente ti disturberemo di nuovo. Una domanda anche perché- simpatica, Sì. se Andrea ha proprio un minuto, di Vai. Gianluca, che Vai. mi chiede, Eccola dalla qua. tua esperienza tra basket, pallamano e altri sport, quale consiglio daresti a una squadra di calcio come il Cagliari per prevenire gli infortuni muscolari?
Domanda Questa è un'altra domanda da $1 milione, cioè gli infortuni muscolari secondo me non si possono prevenire più di tanto, cioè in una stagione lunga dove ormai si gioca ogni 2 o 3 giorni, prevenire gli infortuni muscolari è veramente molto molto complesso e io credo che a livello diciamo nazionale e internazionale ci siano anche fisioterapisti ben più preparati di me e che se non riescono a prevenire infortuni muscolari in società come la società di Serie A, credo che ci sia veramente una problematica ovviamente legata a un overuse, a uno stress continuo a cui sono sottoposti ormai i giocatori. Credo che ormai ogni società faccia tanta prevenzione da questo punto di vista, credo che bisogna essere anche un pochettino fortunati da questo punto di vista. Noi, anzi non lo dico che noi ne abbiamo avuto pochi nel nostro mondo, perché sennò stasera mi chiamano al campo che qualcuno si ferma. Però ecco, credo che faccia parte del gioco anche l'infortunio muscolare, purtroppo visti i ritmi e vista anche la velocità che è nettamente superiore rispetto a qualche anno fa, non solo nel calcio ma in tutti gli sport. E non è un caso, poi alla fine, per esempio, abbiamo citato il basket, sia uno sport diverso, tra virgolette, tra chi compete per, che so, Eurolega o comunque le competizioni europee e chi partecipa soltanto al campionato. Basti pensare ai numeri dei roster dell'Olimpia Milano, della Virtus Bologna per restare in Italia, ma ci potremmo spostare in Spagna tra Real Madrid, Barcellona, Baskonia e via dicendo, per vedere che effettivamente ci sono dei giochi, proprio per evitare magari anche di usurare eccessivamente determinati giocatori. Ci sono quelli che giocano quasi esclusivamente in Eurolega, quelli che giocano quasi esclusivamente in campionato, e l'unico modo forse anche per ovviare a tutti questi problemi è chi ha i soldi investe nei giocatori, compra di più giocatori. Esattamente, esatto, proprio quello il discorso, cioè più giocatori hai, meno stress crei ovviamente a livello di minutaggio ad ognuno e soprattutto meno stress crei alle strutture, ai centri fisioterapici perché noi ogni volta abbiamo infortunio poi ci mettono, come si dice, il pepe per farli rientrare il prima possibile. Miracoli. Se ne abbiamo di più di giocatori, probabilmente anche i tempi di recupero possono essere un po' più sereni da questo punto di vista. Soprattutto finché non cambiano le regole a livello di numero di giocatori che possono partecipare a una partita. Appunto, parliamo del basket, sono 12. Metti che a un certo punto arriverà insomma qualche federazione che dirà no, attenzione, allarghiamo, magari l'Eurolega dice allarghiamo a 15 e magari anche con quello cambiano un po' anche tutti i vari discorsi, ma ovviamente stiamo parlando. Sono curioso di vedere quanti infortuni avranno le squadre che hanno partecipato al mondiale per club, visto che hanno finito una stagione come ad esempio l'Inter praticamente a fine maggio e dopo 2 settimane hanno ripreso a giocare come se non ci fosse, cioè non c'è stata veramente una pausa. Io credo che anche i periodi di recupero proprio per prevenire gli infortuni siano fondamentali e qui ormai il periodo di recupero in tutti gli sport ne vedo sempre meno, i giocatori sono super usurati. La cosa bella è che dicono che probabilmente lo faranno invece che ogni 4 ogni 2 anni proprio per aumentare poi bruciarne di più i giocatori. Esatto. Va bene Andrea, davvero grazie per essere stato con noi, ci rivediamo durante l'anno, quindi insomma sai che sei il nostro graditissimo ospite. Grazie a voi, grazie. Seguiremo la Raimond nonostante Mauro Garau, questo va. Purtroppo. Che ogni famiglia ha un piccolo nero da nascondere, noi abbiamo Mauro Garau. Al Pala Santoru i problemi sono 2, perché noi stiamo prendendo in giro Mauro Garau, giusto, hai ragione. Spesso va anche Luigi Cano, un altro grande problema della Raimond, che però Luigi Cano è un problema di tante squadre, esatto, non soltanto perché Luigi, Mauro invece almeno diciamo perché così, Mauro almeno cioè non è infestante, Luigi Cano è infestante, è un'erba infestante che poi ti cresce Luigi Cano è come il prezzemolo, è presente un po' dappertutto, quindi esatto, ma nella bistecca ci sta bene, magari nella crostata un po' meno, però vedremo. Tanto noi siamo abituati anche a Luigi Cano, quindi grazie ad Andrea Giordo di essere della Radio grazie mille a voi, grazie mille Andrea, e grazie anche a Roberto Pinna che insomma ritroveremo presto. Ciao ragazzi, ci sentiamo presto, un abbraccio grande.
Buona giornata a entrambi Ciao, e ciao, ciao, grazie. ciao. Buona giornata, ciao ciao. Allora, Lucone, è stato un bel Innanzitutto salutiamo inizio. anche Danilo, grazie mille per essere diventato Mitico, membro di YouTube. mitico. Grazie mille. Grazie Danilo, salutiamo anche Mauro, ovviamente. Salutiamo anche Mauro, grande Mauro. Bacioni all'amico Mauro Garo, che ovviamente sa che si scherza, noi ci permettiamo queste battute perché insomma c'è un'amicizia che dura da anni e quindi insomma lo facciamo esclusivamente per quello. Prima Gianluca ci scriveva, ma parlate di Cagliari? Sì, dov'è che era? Sì, C'era un commento prima, ma parlate anche di Cagliari? Sì, tranquillo, si parla anche di Cagliari, perché l'abbiamo detto all'inizio della puntata, seconda parte di questa puntata, appunto con occhi rivolti alla trasferta di sabato del Cagliari di Fabio Pisacane, che torna nella sua Napoli da avversario. Cagliari-Napoli, insomma, sono città legate dal punto di vista sportivo, a volte per belle cose, a volte per cose meno belle. Chi ha sicuramente saputo rappresentare l'aspetto da una parte anche doloroso, ma anche allo stesso tempo bello e festoso, soprattutto la prima parte, l'andata. Di quella che fu appunto la traversata del popolo rossoblu alla volta di Napoli nel giugno del 97, spareggio per restare in Serie A tra Cagliari e Piacenza. C'è un meraviglioso documentario che si chiama Deo Ciseo e oggi con noi c'è Michele De Murtas, uno dei registi di questo documentario. Ciao Michele, ben trovato. Ciao Francesco, ciao Luca, grazie per avermi invitato. Grazie a te. Con Michele, grande tifoso del Cagliari, grande amico anche di 131, tra l'altro colui che insieme al fratello Giovanni ha creato queste meravigliose tazze, ma ne parleremo più avanti, caro Michele. Allora, ti abbiamo invitato appunto perché il parallelismo tra Cagliari e Napoli a distanza di 28 anni non può che essere evidente e immediato, ovvero voi con questo documentario. Vi ho ucciso, credo che siano pochissime oramai le persone che non l'hanno visto, ma insomma, per chi non l'avesse visto, raccontiamo un attimino, no? Quello che è la storia, la genesi di questo documentario. Questo documentario parla innanzitutto di una storia bellissima e significativa, se ci pensi un attimo. Anche noi, quando abbiamo iniziato a lavorarci, ci ricordavamo della partita, però poi studiando un pochettino cosa era successo in quei giorni, ci siamo resi conto che c'erano annessi e connessi che ti permettevano di raccontare la Sardegna tramite una partita di calcio e tramite un viaggio. Ed è quello che fondamentalmente Deo Ciseo è. Sì, è un film che parla di Cagliari, soprattutto di tifosi del Cagliari, perché poi il nostro sguardo è sempre stato più rivolto verso gli spalti, verso il pubblico, che non verso i calciatori, verso la partita. Però è fondamentalmente anche un modo per raccontare che cosa vuol dire essere sardi, vivere in un'isola ed essere non semplicemente la periferia, ma anche una periferia separata dal mare rispetto al resto del paese. Anzi, diciamolo, ogni tanto noi cerchiamo di non dirlo, insomma, però il continente, ok? Anzi, gli inglesi dicono continente, parlano di mainland senza troppi problemi quando si riferiscono all'Europa. Noi ci sentiamo sempre un pochino a disagio, abbiamo paura di essere etichettati come paesani, isolani, quando diciamo continente. Invece a me piace anche dire continente per separare, per definire cos'è la Sardegna rispetto al resto dell'Italia, perché poi è una condizione materiale che ci definisce. Ecco, stiamo vedendo le immagini del trailer, Michele, Sì. di quella giornata, di quelle giornate, perché poi in realtà sono 2 giorni fondamentalmente, perché con il discorso della nave, del traghetto, insomma, anche Luca ne sa qualcosa. Eri lì tu, Luca? Sì, io Lui c'era. Poi ti dico. Ok. Io ti avevo dirà il in percorso privato. alternativo. Ti dirà in privato. Da Ti dirà in Olbia, privato. Cagliari, Però- Olbia, Civitavecchia, Napoli. Ok, coi furiosi, Ecco. quindi. Luca ha fatto il viaggio Esatto. dei furiosi. Esatto. Ok. Esatto. Prego, E quindi- scusa, Fra.
No, dicevo che queste immagini, vabbè, io veramente il documentario l'ho visto 3 o 4 volte. Io ricordo di quella giornata, ero ragazzino, avevo 13 anni. Vidi soltanto il primo tempo, peraltro, perché poi dopo avevo un altro impegno. Ricordo proprio il discorso, cioè il cambiamento totale di sentimento di quei 2 giorni, no? Cioè la grande attesa, la grande felicità, la grande contentezza di un popolo che appunto per motivi calcistici prende e parte tutto insieme, tutto unito, comunque insomma, anche se poi Certo. diviso in qualche modo, però nel senso idealmente unito alla volta di Napoli, poi si scontra contro una realtà che è amara, che è molto amara, con tutta una serie di problematiche legate all'ordine pubblico, legate alla gestione dell'ordine pubblico soprattutto, e tanti controsensi fondamentalmente in una storia che secondo me nella roadmap del calcio italiano, quando si parla di questo tipo di situazioni, viene troppo spesso dimenticata. Forse perché fortunatamente non c'è scappato il morto, forse perché fortunatamente alla fine si è riusciti poi a rientrare in Sardegna, però ci sono tanti aspetti, e appunto nel trailer abbiamo visto anche alcune facce di alcuni protagonisti. Ho visto l'amico e collega Claudio Cugusi, all'epoca inviato dell'Unione Sarda, che insomma, per raccontare la partita, cioè, che fu effettivamente un qualcosa di cioè un cambio di rotta incredibile. Tutti si aspettavano la festa e poi invece finì veramente male. Sì. Mi permetto di correggerti o semi-correggerti, perché tu hai detto 2 giorni, ma in realtà quella partita è durata 15 giorni. Adesso ti spiego, perché come sicuramente tutti vi ricorderete, il Cagliari arrivava da una cavalcata clamorosa, il ritorno di Mazzone, è un Cagliari che dopo aver passato tutto il girone d'andata sul fondo della classifica, poi fa un girone di ritorno, una seconda parte di girone di ritorno in cui fa una rimonta clamorosa, ok? E l'hype sale alle stelle. Qui in Sardegna, insomma, si respira Cagliari, si vive Cagliari, i sardi si sentono veramente coinvolti con la squadra in un modo che forse non vediamo da tempo, ok? Hanno bisogno di sentire l'ansietta della retrocessione, ed ecco che improvvisamente troviamo tutti i sardi uniti dietro a questa squadra. E poi c'è quella partita bellissima, anche tragica, con la Sampdoria, in cui il Cagliari perde in modo rocambolesco. Esatto, ok. Gol clamorosi, peraltro una partita veramente incredibile. Lì il Cagliari perde e si ritrova costretto a fare il miracolo a Milano, per citare un famoso film neorealista. E lo fa. Roberto Muzzi, che abbiamo visto proprio un secondo fa quel gol partita clamoroso a Milano, magari anche contro un Milan che, diciamoci la verità, non era proprio lì per giocare alla morte, però era anche l'ultima partita di Baresi da giocatore. Quindi insomma il Cagliari vince questa partita di Milano e lì inizia in realtà questo Cagliari-Piacenza o Piacenza-Cagliari in campo neutro a Napoli inizia in quel momento, perché la gente vuole andare, ok? Vuole andare e non ci si rende conto che non è una cosa così semplice poi spostare nel 1997 20.000 sardi neanche nel 2025. Neanche nel 2025. Esatto. Cioè, tu immaginati se per esempio al ritorno playoff di Bari si fossero volute muovere 20.000 persone, poi ovvio, immaginiamocelo a campo neutro, certo non possiamo andare in 20.000 a San Nicola, però immaginatevi se fosse stato a campo neutro e avessero detto ok, noi siamo in 20.000 tifosi del Cagliari, vogliamo fare questa trasferta, andiamo a Bari, sarebbe stato oggettivamente impossibile. E lì si realizza cosa vuol dire essere sardi, ok? La gente, chi fondamentalmente, anche perché poi in quel momento
e a quella partita ci vogliono improvvisamente andare tutti, anche gente che allo stadio non c'era mai andata in vita sua, ok? Famiglie con bambini, nonni con i nipotini, ok? Per esempio Rolando Sordo, non so se avete presente, decano del tifo cagliaritano, insomma, lui va con i nipotini, ok? E il viaggio ovviamente è bellissimo, dopo 1000 peripezie, perché insomma per trovare le navi, per spostare 20.000 sardi si deve muovere tutto il Golgota della politica isolana, fondamentalmente, quei giorni. E tira e molla con i ministeri e tutto quanto, e si arriva a Napoli in una situazione, diciamolo pure, disastrosa, perché giusto pochi giorni prima c'era stato un omicidio di camorra, ok? Per cui questa, peraltro, si chiama Silvia Ruotolo, era la sorella del famoso giornalista La Spalla storica di Michele Santoro, non so se avete presente. Sì, okay? sì, Sandro Ruotolo. Esatto, Sandro Ruotolo, che tornando da prendere la bambina da scuola, rimane coinvolta in una sparatoria fra gang camorriste, ok? E questo caso catapulta la concentrazione di tutto lo Stato su Napoli, ok? Che quindi si ritrova in una situazione di massima allerta, a essere al centro dell'attenzione per questioni di ordine pubblico, e gli si dice: sapete che c'è? Adesso stanno arrivando 20.000 sardi e voi dovete gestire una trasferta di 20.000 persone in una situazione del genere. Capite che la tensione sale alle stelle, ok? E quindi, dopo un favoloso viaggio in nave, poi succederà l'inevitabile a Napoli, ed è una cosa che succede a più riprese nella storia d'Italia. Sotto il punto di vista della gestione dell'ordine pubblico. Basta pensare al G8 di Genova, ok? In tanti che hanno fatto quel viaggio ci raccontavano la storia in modo molto simile a come chi è andato al G8 ti racconta del proprio viaggio al G8. Lì si vede che proprio sfugge completamente di mano la gestione dell'ordine pubblico alle autorità, ok? Al prefetto, nella fattispecie di Napoli. E col senno del poi, ma in realtà lo si chiedeva già da prima, se quella partita fosse stata giocata in un altro posto, che so, a Roma, ok? Infatti all'inizio doveva essere giocata a Roma, ma c'era il discorso di Mazzone. Questo era il problema. E quindi c'era stato anche lo spostamento, perché andando a parlare un po' anche con Tovalieri, ad esempio, sì, quelle 2 settimane, perché adesso abbiamo sbloccato un ricordo, quindi possiamo ricordarci un po'. Prego, siamo qui apposta. In una determinata situazione. Il Cagliari arrivò dopo 2 settimane, perché erano state 2 settimane di agonia, tra virgolette. Il Cagliari è arrivato lì scarico, a parte che c'era un caldo clamoroso il caldo, per poi lì a Napoli, con quel tipo di stadio, tutto coperto, che faceva proprio da cassa, c'era un caldo atroce, e ti dico, non è stato facile organizzare quel tipo di trasferta, perché effettivamente a Napoli come ci arrivavi se non in maniera diretta? Dovevi trovare, perché poi c'erano tanti altri, perché è vero la storia delle navi, ma ripeto, c'era anche il percorso alternativo, che era stato ancora più un viaggio nel viaggio. Io ti dico la verità, ma non, adesso mi riprometto di vederlo, perché per me, cioè, quando è uscito, bello, bellissima idea, bellissimo tutto, ma io non sono riuscito a rivederlo, ti dico la verità. Ok. Nel senso che per me è proprio 2 anni di età, nonostante sì. l'età avanzata, ecco, lo so, perché forse eravamo anche troppo sicuri di vincere quella partita. Assolutamente. Perché effettivamente poi arrivavi allo stadio 20.000 cagliaritani e 3.000 piacentini, cioè non c'era proprio il nulla, quindi era tutto apparecchiato, quindi probabilmente c'era tanta aspettativa, tutti volevano partire, vero? Perché alla fine è partito anche, sono partite anche persone che non frequentavano lo stadio, pur di esserci. Deo Ciseu, tra l'altro, era una maglietta degli Scombolz, Esatto, la famosa sì. maglietta Deo Ciseu, che Certo. comunque quella era una partita dove non posso non andare a sostenere il Cagliari, ma anche per dire andiamo a festeggiare questa salvezza, perché realmente mi ricordo come se fosse ieri, nessuno immaginava di perdere contro il Piacenza, e il calcio è anche questo. E quindi era talmente tanta l'amarezza
perché a distanza di decenni ormai, che è andato non se la può scordare quella trasferta. Io ne ho fatto tante, la numero uno è quella, in Beh, positivo e in negativo. assolutamente, quella è un po' la madre di tutte le trasferte, se ci pensi, Sì, no? sì. È un evento unico e sicuramente irrepetibile nella storia del Cagliari e direi anche nella storia dello sport sardo, credo. Difficilmente succederà qualcos'altro, almeno a breve, insomma, in tempi E con, stretti. con quella portata sicuramente, ecco. Penso, ma anche perché poi è un mondo che non esiste più quello, parliamoci chiaro, cioè Sì, è sì, quello il certo. primo anno Sì, sì. del posticipo delle 20:30, vi ricorderete, no? Non c'era ancora Sky, era Telepiù, ok? L'evento delle Quindi PTV, sì, sì. esatto, lo stadio era ancora un rito collettivo di un altro tipo, come oggi, sì, oggi vediamo lo stadio pieno, ok? Però chi vuol vedere la partita oggi, intanto la guarda al giovedì, al venerdì, diciamo che da venerdì a lunedì ci sono le partite in televisione, non c'è più il rito della radiolina allo stadio, no? Con Francesco qualche giorno fa dicevamo di quanto sia complicato andare anche solo a controllare i risultati allo stadio a fine primo tempo. Se vuoi sapere quanto stanno facendo gli altri e sei all'Unipol Domus, non prenderà probabilmente il tuo telefono, non riuscirai a controllarli, ma al tempo si andava con le radioline, tu ti sentivi Tutto il calcio minuto per minuto. per sì, minuto, mentre con gli occhi guardavi la partita, avevi i risultati delle altre in cuffia guardando tutto il calcio minuto per minuto. Insomma, è un mondo che non esiste più, ok? Che ha lotta di Luca, ma in realtà anch'io credo di non essere distantissimo, anche io e te, Fra, purtroppo non è che siamo più giovanissimi. No, ma però lui vince, però comunque Luca vince, quindi... A mani basse. Batte non lo so, però, Esatto. però comunque Vince. vince. No, però cioè, mi ha fatto specie, vi seguivo l'altra mattina e c'era il vostro amico youtuber Cogoni, giusto? Che diceva, io ho Sì, iniziato Federico. a seguire il Cagliari con Pisacane, che Pisacane era fresco di arrivo. Beh, sì, è 2002-2003 Federico, adesso non ricordo di preciso, quindi insomma, Esatto. Quindi sicuramente. immaginatevi chi si approccia, ok, al Cagliari, chi si è approcciato al Cagliari negli ultimi anni, non ha idea di cosa volesse dire quella cosa lì, chissà come riesce a viverle. E insomma, ed era anche carino, noi fra le nostre idee c'era quello di raccontare questo mondo che non esiste più, che iniziava proprio in quel periodo a cambiare, a muoversi, a diventare un'altra cosa, e che ora non esiste più. Va bene, abbiamo snocciolato un po' di tempo, abbiamo visto il trailer e tutto, sicuramente, ripeto, le poche persone che non avranno visto questo film, tra cui Luca Di Leonardo, insomma, poi vorranno magari vederlo. Come si può fare, Miki? Il film, intanto diciamolo, sta ancora andando in giro, è uscito nel 2023, ma giusto per dire, il 16 agosto era a Creta, dentro un festival legato ai documentari. Abbiamo vinto una menzione speciale a Bogotà a fine luglio, e poi stiamo andando in giro. Abbiamo fatto il Lussemburgo, alla Louviers in Belgio, dove peraltro è una zona mineraria dove ci sono tanti sardi immigrati. Somiglia anche un po' al Sulcis per certi versi, ok? Anche il Belgio ci rievoca trasferte veramente epiche. Per chi è vecchio come noi, adesso magari annoieremo i più giovani, ma anche certe trasferte vi ricorderete. Mechelen. No, che partita è stata quella, che trasferta è stata sotto la neve, ed erano in tantissimi, cioè giusto per dire quanto si viaggiava per fare le trasferte quell'anno lì. Ancora Bruno Corda, quando ci raccontava di queste cose per fare l'intervista del film, c'aveva quasi le lacrime agli occhi pensando a quella trasferta nel freddo del Belgio per la UEFA. E niente, in questo momento il film in Sardegna non andrà in giro, non si muoverà a breve, ok? Non c'è niente in programma. Stiamo organizzando una proiezione proprio a Napoli, ok? Però potete contattarci in privato e possiamo vedere di farvi avere un link per... Esatto, sì, ci chiedono portarla a Napoli. Speriamo, stiamo organizzando insomma, il mio collega, amico, diciamo socio, Michele Badas, che insieme a me ha diretto questo film, si trova proprio a Napoli in questo momento e sta provando a organizzare una proiezione lì. Insomma, rimanete connessi, seguiteci per sapere se questa cosa andrà in porto e quando si farà.
lo riporteremo anche a Cagliari, però frattanto ci sono le nostre pagine social, potete cercarci su Instagram, potete cercarci su Facebook, scriveteci e cerchiamo di trovare un modo per farvi vedere sto film, che insomma Esatto. parla un po' di voi, di tutti i tifosi ed è fatto per i tifosi, perché i tifosi lo vedano e ricordino con noi quel viaggio. Marco dice: lo voglio vedere anche se riaprirà una ferita poco rimarginata. Ma secondo me anche la bellezza dell'affrontarlo a quasi 30 anni di distanza, cioè a riviverlo dopo 30 anni. Io ripeto, la prima volta che l'ho visto, perché come vi ho già detto l'ho visto 4-5 volte, anche perché poi l'ultima volta ti ricorderai, Michele, avevamo presentato Certo. a Sul Circulus, se non ricordo male. Insomma, comunque ha sempre quella, e anche la bravura chiaramente di chi lo ha realizzato, Grazie. questa discrepanza tra il tutto bello, il tutto bellissimo dell'inizio al climax che poi si viene a creare nel momento in cui nascono i problemi inattesi. I problemi inattesi, tutti pensano, cioè vanno immediatamente con la testa agli incidenti. Cioè, quindi una volta che i tifosi del Cagliari sbarcano a Napoli, ma il problema nasce quando ancora si è in rada e Esatto. tutta la genesi dei problemi si crea in quel momento, perché non vogliono far sbarcare i tifosi del Cagliari. Esatto. E quindi lì crescono, lì nascono, lì insomma, giustamente anche dopo un viaggio che comunque è un'odissea, perché chiunque abbia fatto la traversata Cagliari-Napoli, Cagliari-Civitavecchia o comunque insomma qualunque traversata in traghetto sa quanto effettivamente non sia una passeggiata di salute al netto di tutto, specie 30 anni fa, con i traghetti di 30 anni fa, ma oggi i traghetti più o meno sono gli stessi, quindi insomma, non è che cambi molto. E quindi ci sono anche degli aspetti, degli elementi che appunto a distanza di 30 anni ti tornano in mente e che poi magari appunto non avendo chi come me per esempio non ha vissuto quella trasferta, chiaramente il ricordo è ricordo brutto sportivo, perché il Cagliari, che incredibilmente, come ha detto giustamente Luca, nessuno pensava che il Cagliari potesse perdere, perché Nessuno. era superiore al Piacenza per 1000 motivi, ok? Quindi c'è la delusione del risultato sportivo, la delusione del trattamento proprio quasi sprezzante del popolo sardo all'esterno dell'isola, e chiaramente poi anche il discorso poi dell'ordine pubblico, quindi degli incidenti, tutto quello che c'è stato. Però ci sono anche alcune perle, penso a Gigi Riva che va a prendere il figlio Nicola, che all'epoca era un ragazzo che parte insomma, adesso non voglio spoilerare il film perché l'evento lo sappiamo già, quindi non è che quello purtroppo non si può cambiare. Sì, ma guarda, come è andata. Posso dirti che noi comunque siamo riusciti a trovarci del buono, perché comunque quello rimane un viaggio storico importante, e quando succede una cosa così importante, anche insomma un evento che ha dei contorni e delle sfumature che possono essere così traumatiche, ok, e negative come quel viaggio, ma quando una cosa è così importante e così significativa, poi c'è sempre qualcosa di buono che rimane. E chi fa quel viaggio, quei 20.000 sardi che partono per vedere una partita di calcio, ok, sicuri di vincere, e poi prenderanno una grossa delusione, però poi maturano una nuova consapevolezza, ok? Tornano a Cagliari, adesso non sto a spoilerarvi il finale del film nel dettaglio, ma tornano a Cagliari che hanno realizzato qualcosa in più su di loro, sull'essere sardi e sul loro vivere su un'isola, ok? E hanno anche capito qualcos'altro su che cosa può essere il Cagliari per loro. Ti giro, Fra, Sì. una domanda di Gianluca. Dice: Michele, nel lavorare al documentario hai scoperto qualche dettaglio retroscena inedito di quel Cagliari Piacenza che ti ha colpito particolarmente? Io aggiungo, com'è nata? Come è nata l'idea? Sì, cioè Ok. qual è la genesi di tutto questo? L'idea è nata assolutamente per caso. Noi andavamo al mare a Chia un'estate, ok? E uno di noi, il terzo degli autori che ha scritto il film con noi, si chiama Nicola Falchi, ci disse:
Ma sapete cosa ho fatto l'altra sera? Mi sono imbattuto su YouTube nel reportage di Ziulai, peraltro, insomma, Salutiamo grandissimo Ziulai, sua... salutiamolo. E lui aveva rivisto la sera prima quella puntata di Zona Franca in cui Ziulai si fa il viaggio con i tifosi sulle navi, ok? E ci disse, ma guardate che questa cosa, noi non ci abbiamo mai pensato in un certo modo, ma cioè, ha Eccolo qua. delle sfumature, esatto, ha delle sfumature dirompenti, la storia è clamorosa. E quindi abbiamo deciso, insomma, avevamo, insomma, chi più chi meno qualche esperienza nel cinema e noi con assoluto candore abbiamo detto, ma sì dai, facciamolo un film, un documentario per raccontare questa cosa, e lì è nata. Quindi è nata così, proprio tre amici che stanno andando al mare che dicono, bella questa storia, facciamo un film, sembra una roba veramente non Comunque, so chi potrebbe venire in mente. vi lascio immaginare, cioè voi immaginatevi oggi uno di noi con 131 che sale sulla Esatto. nave, cioè immaginatevi io, Roberto Pinna, Luca stesso, che sale lì con un cameraman e vive questa esperienza, cioè qualcosa che non sarebbe più ripetibile, o forse sì, a un certo punto di vista, però allo stesso tempo, cioè, vedere questo tipo di immagini, a parte che poi anche la lungimiranza di Ziulai, di Antonio Lai, Sì. di fare questo tipo di Contenuto, contenuto certo. 30 anni fa, Certo, no? ma poi per lui, per il suo modo di intendere il giornalismo, ok, che è un giornalismo veramente a strettissimo contatto con la gente, cioè non ve lo devo dire io di sicuro che tipo di Certo. giornalismo ha fatto Antonello. Le scritte ore 22 è l'ora Esatto, dello dello spunto. spunto, Ma quanto è mitologica questa No, cosa ma qua, veramente. dai, ragazzi, cioè. No, ma infatti lui ci ha detto, cioè, e lui non è neanche così, sì, è tifoso del Cagliari, ma perché è un pezzo della città, ok? E lui è sempre stato uno intrinsecamente fortemente cagliaritano, ok? E quindi non può non essere tifoso del Cagliari e non esaltarsi per il Cagliari, ma la cosa che interessava a lui era raccontare l'evento di costume. E anche qui, se ci pensi, comunque essere in grado di intendere il calcio come un'espressione di cultura popolare, ok? In generale, non semplicemente come evento sportivo, ok? Lui già sapeva che sarebbe andato lì e avrebbe trovato persone, storie, racconti e sarebbe emerso qualcosa sulla città e sulla Sardegna. Sì, davvero un qualcosa di... c'è un reportage, appunto, il vostro film dà merito secondo me anche a quel tipo di lavoro del povero Antonello, che oramai non è più con noi purtroppo. No, adesso chiudiamo un po' il discorso Sì. vintage, ecco. Prego, Buttiamoci un po' sull'attualità, Sul presente. Michele, Ok. perché insomma, tra l'altro Traccada dice, ma trasmetterlo su 131 come contributo a pagamento? Beh, si potrebbe anche pensare una cosa del genere. Ci possiamo Con Michele, tra ragionare l'altro, ne senza- parlavamo proprio ieri, no? Di questo tipo di opportunità, magari come opportunità appunto per gli abbonati di 131, è un qualcosa che assolutamente si può fare, anzi magari ci prendiamo anche l'impegno, Miki, di farlo magari anche relativamente a breve, anche in base a quelle che poi potrebbero essere insomma, intanto mi chiudo il video di Antonello, perché poi mi crea un po' di fastidio, non chiaramente per la bontà non della la persona, no, certo. no, Certo. per quello che poi succede, ecco, quindi ve lo dico, è che effettivamente un po' di fastidio lo proverete quando vedrete il film, perché è inevitabile, cioè è inevitabile che si crei dentro di voi per insomma questa sensazione di ingiustizia, ecco, che è abbastanza evidente. Non stiamo spoilerando, Michele, tanto No, stiamo solamente tranquillo. dicendo stiamo solo dicendo no? Non ero in modalità spoiler alert, tranquillo. Esatto, quindi no, però dico, questa sensazione di fastidio, di ingiustizia sicuramente insomma, certo, pervade un po' anche tutto la seconda parte, direi, ovviamente, del documentario. Auguro di non viverla questo fine settimana.
Vabbè, diciamo che sono un po' cambiate le situazioni, però parliamo appunto di questo Napoli-Cagliari. Curiosamente, Luca, no? Ultima trasferta della scorsa stagione, prima trasferta di questa, un trade union tra Cagliari e Napoli. Intanto, che aspettative hai su questa partita, Michele, visto anche come è andata la prima di come si chiama, di campionato, questo 1-1 del Cagliari contro la Fiorentina? Ma intanto ti rispondo con una domanda, te lo devo dire, ti devo rispondere con la testa o con la pancia? Perché quello che ovviamente anche con l'occhio sinistro, se vuoi, non so, anche con l'occhio sinistro. Posso provarci, non so quanto sarà eloquente, ma no, nel senso, ovviamente da tifoso vuoi sempre la partita delle partite contro il Napoli, ok? Vi dirò di più, quando abbiamo chiuso la scorsa stagione a Napoli, per quanto soggettivamente, personalmente, ok, io preferisca veder vincere lo scudetto al Napoli piuttosto che a qualsiasi strisciata da tifoso, vi faccio proprio discorsi di pancia da tifoso in questo momento. Quando ho visto lì il Cagliari che poteva strappare in qualche modo lo scudetto al Napoli, lì non ce l'ho fatto, ho detto va bene, che l'Inter vinca pure questo scudetto, ma noi, ma noi regaliamogli un dispiacere al Napoli. No, adesso tornando seri, il Cagliari mi ha fatto un'ottima impressione, direi un'impressione più che buona. Pisacane, mamma mia, ha fatto veramente un grande lavoro, perché con la Fiorentina abbiamo visto una squadra strettissima, compattissima, anche esprimersi meglio da un punto di vista, dal punto di vista tecnico e qualitativo, no? E quindi devo dire, si può far bene. Poi sappiamo cos'è il Napoli, abbiamo visto già col Sassuolo in che condizioni è, sembra una squadra già pronta per lanciare, per tirare una volata a scudetto, probabilmente già dall'inizio del campionato, e penso che nella testa di Conte del Napoli ci sia proprio questo. Ci vorrà una partita senz'altro di concentrazione massima, di grande attenzione e di cinismo, e qui diventa forse un po' complicata, perché insomma anche con la Fiorentina abbiamo visto il Cagliari creare diverse occasioni e poi segnare solo su palla inattiva. Negli ultimi anni è mancato un po' di cinismo, però insomma abbiamo un attacco nuovo, tutto da rosare, la volontà di sacrificio non manca. Abbiamo visto Esposito, giusto per fare un esempio, ma anche Borrelli, penso che hanno fatto una partita di grandissimo sacrificio. Borrelli ha fatto sportellate come non mai. Esposito credo sia stato l'uomo che ha corso di più in campo, almeno nel primo tempo, se non addirittura finché non è uscito dal campo. Forse anche lì, anche per quello c'è mancato un po' di cinismo, probabilmente, perché se tu a uno come Esposito chiedi di correre così tanto, di fare anche tanto lavoro sporco, venire a cucire il gioco, abbassarsi tanto, giocare magari anche necessariamente un po' più lontano dalla porta, è ovvio che poi un po' di lucidità la perde. L'abbiamo visto quando è andata al tiro, non è, insomma, quindi non sarà facile perché la coperta è corta, perché l'intensità e la concentrazione che dovrei mettere in fase di non possesso potrebbe anche venire a farti mancare un filo di cinismo quando ci sarà ad essere concreti. Poi l'ultima a Napoli l'abbiamo vinta così, quel gol di Castro, insomma, ve lo ricorderete tutti, non ve lo devo certo ricordare io. Indimenticabile. Cagliari in verde militare. Esatto. No, peraltro non so se sei d'accordo, anzi qui direi che insomma siete sicuramente più competenti di me. Forse c'è qualcosina in questo Cagliari, poi ne abbiamo vista una, siamo ancora solamente ad agosto, però sembra esserci qualcosina anche nel modo di ritornare a 4, nell'organizzare una certa compattezza, nell'uscita che poi andava un po' verso la fascia. Vi ricorderete? Serna faceva il play, fondamentalmente avevamo un play a giocare terzino in quel Cagliari lì del secondo Marano, di Maran, qualche cosina forse di un Cagliari che può assomigliare al Cagliari di quella stagione, ovviamente con le dovute proporzioni. Poi chissà, ovviamente saremo tutti contenti se dovesse fare dei risultati di quel tipo, insomma, però l'ho rivista forse qualcosina di un Cagliari di vedremo, è ancora sì, lunga, molto lunga sì, esatto, chiaramente per poter
per poter fare paragoni. Sicuramente c'è una nuova anima, ecco, in questo Cagliari. Nel frattempo Roberto dice, uno dei nostri abbonati: sono emigrato da Cagliari nel 1980 e da allora seguo sempre il Cagliari nel trasferte vicino a casa, e sabato sarà qui a Napoli dove abito io. Bello, insomma, anche a Roberto piacerebbe poi vedere il documentario, quindi dai, ci Possiamo attrezziamo anche organizzare, molto molto volentieri. per questo tipo di situazione. Luca, non so se hai altre domande per Michele sul presente. No, sul presente ti chiedo quindi quali sono le tue aspettative riguardo a questa stagione del Cagliari. Riguardo alla stagione. Sì, stagione, parliamo della stagione. Come abbiamo detto è presto, però insomma Pisacane sembra essere già sul pezzo. Per me il man of the match della partita con la Fiorentina è lui, perché per quanto i singoli abbiano fatto sicuramente un'ottima prestazione, in tantissimi, quello che è saltato all'occhio è stata una partita preparata al limite della perfezione, ok? E ha già una squadra che sembra disposta a seguirlo in tutto per tutto e sacrificarsi parecchio, come dicevamo prima. Per la stagione, insomma, speriamo, vediamo, non è ancora chiuso il mercato, quindi è difficile anche capire che fisionomia avrà poi anche dal punto di vista tattico la squadra durante questo campionato. Posso dirti quello che mi piacerebbe. Io, insomma, per questioni anagrafiche sono affezionato ai Cagliari con il 4-3-1-2, ok? Quel tipo di cosa lì. Quel modulo penso che ci storico. siano. Sì, esatto, e penso che ci siano anche i presupposti per fare un Cagliari simile, se non con un 1-2 davanti, forse con un 2-1, ok, o qualcosa di questo tipo. Sarebbe bello che determinati giocatori magari non fossero troppo allontanati dalla porta e messi a giocare sugli esterni, per esempio, se ti devo dire quel che penso, nel senso, se poi si dovesse andare verso un 4-3-3 in cui, che so, Esposito si ritrova a giocare molto a largo e a incidere meno sotto porta, mi piacerebbe meno, però sto parlando di cosa piacerebbe a me da tifoso. Fare l'esegesi del Cagliari di Pisacane dopo una sola partita di campionato al 27 di agosto è veramente difficile, se non impossibile. Sono sogni, speranze. Stiamo vedendo le immagini dell'arrivo di ieri all'aeroporto di Cagliari Elmas di Marco Palestra, ultimo rinforzo del Cagliari di Pisacane, tra l'altro fatte da te, Luca, quindi sì, insomma ne sai qualcosa, ecco, di queste immagini. Chiedo a Michele un giudizio non tanto su Palestra quanto in generale sul mercato del Cagliari, cioè se secondo te sia un mercato da promuovere, viste anche le due pesanti cessioni, cioè sia magari proprio anche alla luce delle due cessioni, perché potrebbe essere da promuovere anche soltanto per quello. Insomma, come vedi questa sessione di mercato estiva del Cagliari? La vedo piuttosto bene. Intanto, secondo me, partiamo dalle cessioni, perché sicuramente è bravissimo Angelozzi, ma è comunque, diciamo, l'ultimo all'ascito di Nereo Bonato, e anche se vogliamo di Davide Nicola, che è stato bravo a valorizzarli quei giocatori, perché un anno fa non avresti certo piazzato Piccoli per 25, 27, non so quanto si possa arrivare coi bonus. Neanche per 15. Esatto, ok. Anzi, era 12 il riscatto del Lecce. Esatto, cioè ti dirò la verità, a inizio anno, quando ho visto che il riscatto di Piccoli sarebbe stato a 12 milioni, ho un po' storto il naso, ho detto sì, vabbè, non so se effettivamente a fine stagione si varrà i 12 milioni di riscatto. E invece poi è stato bravo Bonato a puntare su questi giocatori, quindi insomma, che per me ha fatto un ottimo lavoro, è stato un ottimo direttore sportivo, bisogna dire, Nereo Bonato, ed è stato bravo anche Nicola a valorizzarli, e se oggi il Cagliari ha un tesoretto comunque non indifferente, perché tra Piccoli e Zortea, non so, quando ti porti via, siamo sopra i 30 milioni, direi, no? Di cash fresco da reinvestire. Poi il Cagliari si era già impegnato, ok, a spenderli quei soldi, perché si era già mosso, aveva già preso Esposito, aveva già preso Kilixoi. Il mercato in generale, vediamo come finirà. Secondo me il lavoro che c'è da fare adesso sulla difesa, che insomma è già iniziato e sicuramente andrà avanti anche negli ultimi giorni,
determinerà poi il giudizio finale su questo mercato, stando che finora si è mosso piuttosto bene Angelozzi, sia nel cedere bene come si deve, sia sembrerebbe nell'acquistare. Poi ci sono tutta una serie di scommesse che vanno viste alla prova dei fatti. Vediamo cosa succederà con i centrali e con gli esterni, tanto per iniziare. E come alla fine si deciderà di vedere Obert, ok? Perché secondo me in questo momento, a seconda di come tu ti muovi sul mercato, dai un'idea di che cosa vuoi fare con Obert, che dovrebbe finalmente, dopo tanti anni, essere chiamato a diventare un giocatore importante per questa squadra, magari a fare il titolare, ok? Però capisci bene che se tu adesso prendi un nuovo centrale, ok, che di un certo peso, di una certa esperienza, di un certo livello, che magari lo porta a diventare il terzo cambio nella difesa a 4 da centrale, e contemporaneamente prendi un esterno sinistro, poi ditemi voi se vi risulta che il Cagliari si muova anche per un esterno sinistro, però abbiamo sentito nomi, Saledin, giusto per farne uno. Qui tu rischi di chiudere Obert sia da centrale della difesa a 4 che da esterno della difesa a 4, stando che poi Pisacane ha detto espressamente per lui si gioca con la difesa a 4, e anche lì andrai sul mercato, chiudendo ulteriormente Obert, a cercare, spendere dei soldi per un nuovo terzino sinistro, avendo lasciato andare via Augello a 0 dopo la sua miglior stagione. I punti di criticità secondo me sono lì, però è tutto un discorso in potenza e in divenire, bisogna capire che cosa succederà. Negli altri reparti secondo me sei più o meno a posto, ok? Bisogna capire un attimo, sull'attacco hai diverse scommesse, perché insomma devi giocare su una consacrazione, speriamo finalmente di Zito, che ovviamente tutti noi gli vogliamo bene, speriamo che possa finalmente diventare il giocatore che tutti ci auguriamo che diventi. Allo stesso tempo devi sperare in un Kilixoi formato 2 anni fa, ok? Però io ti direi che per la quantità di attaccanti che hai in questo momento in rosa, forse come ti muovi sull'attacco rischi di chiudere un po' troppo qualcuno, capito? E anche magari mettere pressioni eccessive su giocatori come per appunto Kilixoi, che Pisacane è stato il primo a dire non mettiamogli pressioni, lasciamolo tranquillo, lasciamolo esprimersi, avrà bisogno di un periodo di adattamento. Però se tu adesso porti un giocatore magari di esperienza, di un certo livello, a star lì davanti nell'attacco, potresti magari ridurre il numero di possibilità nell'immediato, penso, nel breve, di Kilixoi di esprimersi e farsi vedere e mettersi in luce. Ci sono un paio di domande prima di chiudere, Luca, un paio di commenti. Allora, c'è intanto... Gianluca qua che dice: per Luca, Francesco Michele, Esatto. dopo il pareggio all'esordio, i primi segnali di gioco, pensate che il Cagliari abbia già la mentalità giusta per arrivare alla parte sinistra della classifica? Ragazzi, è prestissimo, Ragazzi. è Poi prestissimo. parte sinistra vuol dire nei primi 10 posti. Va bene tutto, però calma e sangue Sì, freddo. ma abbiamo detto tutto il La ritiro, tutto l'inizio della stagione, serve pazienza, serve calma, serve avere, non serve avere fretta, perché sennò poi sia nei giudizi positivi che in quelli negativi, perché io me lo ricordo dopo gli pareggi contro il Racing Santander, o anche banalmente dopo la parità contro la Lentella in Coppa Italia. Infatti, il tenore dei giudizi era ben più negativo rispetto a quello che poi sono arrivati dopo l'1-1 contro la Fiorentina. Quindi calma, perché il Cagliari non era scarso prima, non è un fenomeno adesso, come si suol dire. Serve tempo per valutare, serviranno diverse giornate, almeno fino alla seconda sosta della nazionale. Forse lì si potrà fare il primo vero bilancio, per cui, e ripeto, anche l'anno scorso, se vi ricordate, dopo lo 0-0 contro la Roma, l'umore della piazza era a 1000, salvo poi cambiare 2 settimane dopo, quando la Roma ha fatto fuori De Rossi, ecco. Quindi insomma, ma poi le stagioni vivono di momenti, ne abbiamo viste tante, no? Puoi iniziare con 5 sconfitte consecutive e poi insomma fare un grande campionato, puoi fare bene la prima, perderne 4 dopo, e poi insomma è veramente tanto presto, e soprattutto non è neanche chiuso il mercato, quindi è veramente difficile anche solo dire che potenzialità avrà questa squadra.
Esatto. E poi c'era la domanda di Claudio che dice cosa ne pensate delle dichiarazioni di Piccoli di ieri durante la presentazione. Roberto dice quando ha vestito la maglia del Cagliari ha fatto il suo lavoro, adesso gioca o forse farà panchina con la Fiorentina, personalmente non mi interessa quello che dichiara, fa parte del gioco delle normale. parti, ecco. Che cosa È normale poteva che sia dire? così. Scusa. Aggiungo anche che Piccoli non ha mai brillato per sagacia dialettica nella sua carriera, e vi invito nel caso anche a controllare i meme che girano su di lui, i video meme che girano su di lui, per cui non mi aspettavo sinceramente, ecco, delle dichiarazioni particolarmente brillanti, ma allo stesso tempo fa parte del gioco, cioè sta andando alla Fiorentina, è l'acquisto più pagato della Fiorentina, cosa deve dire? No, io volevo restare a Cagliari, quando assoluto non era vero, perché abbiamo detto da tempo che non era così, cioè, ma si sapeva che Piccoli voleva andare via da Cagliari, così come Zortea, che stavano aspettando l'offerta giusta che arrivasse da squadre di un certo livello, quindi non bisogna stupirsi minimamente di quello che è stato detto, di quello che è stato dichiarato, soprattutto poi in conferenza stampa. Va bene, Miki, chiudiamo. Va bene, dicendo grazie mille ragazzi. Cosa vogliamo Scusami? dire di queste tazze? Di queste tazze diciamo che insomma è una nuova avventura, un nuovo capitolo della mia vita che si apre, insomma incrociamo le dita, è ancora molto presto, un po' come per il Cagliari Pisacane, è ancora molto presto per dire che cosa sarà. C'è ancora il e come- mercato aperto. e come andranno le cose, però insomma da qualche giorno, e anzi ufficialmente tra qualche giorno esisterà un nuovo soggetto che si chiama Scuma. Veniteci a cercare da qui a fine settembre, con cui cercheremo di produrre insomma gadgettistica e merchandising. È un esperimento che cercheremo di portare avanti lavorando sul territorio, interfacciandoci con insomma con realtà della Sardegna, e niente, questo è. Speriamo che le cose funzionino. Noi ci lavoriamo alacremente già da qualche mese e siamo quasi pronti a partire con questa nuova avventura. Speriamo bene. Insomma, in ogni caso noi facciamo in qualche modo testimonial, perché Esatto. appunto Assolutamente. vedete, siamo ben felici di poter sfoggiare queste nuove tazze regalate dai fratelli De Murtas in Scuma, giusto? Yes, Scuma. In Scuma, questa nuova realtà, e poi insomma ovviamente per tutti gli sviluppi insomma ci impegniamo anche ad aiutarvi come sempre, cioè, per quanto possibile, per quanto in nostro potere. Fabrizio dice bisogna fare anche il merchandising di 131 magliette e tazze, stiamo andando in quella direzione, guarda, possiamo già spoilerare. Anche con Michele abbiamo già parlato, Michele Giovanni, il fratello, abbiamo anche già parlato un pochettino di futuro su questo fronte, quindi vedremo un po'. Va bene, Michele, Va bene. grazie Grazie a di te, essere Francesco. stato qui, Grazie. per Grazie aver Luca. parlato di Deo Ciseo e non soltanto di Cagliari, quindi anche con te vale sempre il solito discorso. Questa è casa tua, ecco, quindi sappi che ti disturberemo di nuovo da qui a fine anno. Va Sono bene? qui, ragazzi, quando volete. Grazie ancora, buon proseguimento Un a voi e a abbraccio, tutti gli ascoltatori. grazie e buona Michele. giornata Buona anche giornata. a Michele De Murtas. Luke, allora 2 minutini ce li prendiamo per discorso fantacalcio e quant'altro, perché ho visto che c'erano qualche domanda, tra l'altro Sì, è arrivata anche c'era. una mail. Ah sì, addirittura arriviamo alle mail. Addirittura una mail, tu pensa un po', sono Matteo, papà di Diego, ci siamo iscritti in ritardo alla vostra lega, non riusciamo a concretizzare gli acquisti dei fantagiocatori, dopo aver selezionato tutti i giocatori rispettando i crediti e i quantitativi dei ruoli, appare il messaggio non hai operazioni disponibili, quindi ti tocca lavorare anche su questo, caro Luca. Magari direi a Matteo Porco di rispondere appunto a questa bella coppia padre e figlio, dicendo di scrivere su Instagram a Luca magari Sì, direttamente, sì. o di scriverci su Instagram anche a 131, tanto 131, comunque sì, Luca sempre ha la uguale. possibilità Sì, così la controlliamo nel dettaglio. esatto,
e quindi vediamo un po' anche da quel punto di vista. Altre cose sul Fanta 131, che domani c'è la puntata. Che domani c'è la puntata, domani sera alle 19. Io la terrei comunque alle 19, perché comunque Vedi così standardizziamo anche questo orario. Mi pare che sia l'orario migliore del giovedì, anche perché ci sono fine degli allenamenti, quindi ci sono anche più novità, visto che comunque ricordiamo che questa settimana l'anticipo sarà venerdì alle 18:30, quindi prima rispetto al sabato alle ore 18:30 della prima giornata, quindi ci sono meno notizie, bisogna comunque mettere la formazione, c'è il mercato aperto, quindi domani alle 19 secondo me è l'orario più giusto e andremo un po' a lavorare sia sui consigliati, sulle probabili formazioni che domani faremo, quindi ci sono tutte le varie news con i ballottaggi e poi ripeto, per ogni dubbio chiaramente c'è un canale Telegram, ribadisco, per gli abbonati ricordiamo 0,99 al mese avete la possibilità di accedere all'interno del canale Telegram, essere comunque supportati anche su altri fantacalcio, ovviamente è una diciamo un supporto al progetto che riguarda 131 in generale, quindi di questo ovviamente vi ringraziamo e domani insomma inizieremo anche a vedere un po' quali possono essere quei giocatori che diciamo che a 4 giorni dal mercato non rischiano magari più la cessione. Ci sono troppi giocatori top, mi viene da pensare Vlahovic, mi viene da pensare Lukman, che comunque non si sa quale sarà il loro destino. Insomma, domani ne parleremo in Fanta 131. Sì, tra l'altro ci sarà solo Luca Di Leonardo domani, perché io non ci sono, perché sono insieme a Roberto a Budoni per la presentazione della nuova squadra in piazza, quindi vi lascio in ottime mani, però dai. Quindi mi raccomando, non tempestatelo troppo, perché sennò poi Tra l'altro la prima da solo, mi si attenzione. sciupa l'uomo, mi si sciupa l'uomo. È una novità la prima da solo, attenzione. Sì, prima Sono da quasi solo qui, emozionato. prima da solo qui, ma già sei abituato, grazie a Dio, a fare, Sì, beh, sì. a fare dirette da solo, Sì, quindi assolutamente. non penso che ti perderai per strada. No. Va bene, quindi allora direi domani mattina, ultimo appuntamento della settimana con Buongiorno 131, abbiamo un bel programma ricco perché parleremo di calcio sardo tra insomma Serie D eccellenza, parleremo di atletica sarda che è insomma in un momento top, anche perché a breve ci sono i mondiali e quindi ci sarà una folta rappresentanza sarda in appunto i mondiali di Tokyo, se non ricordo male, quindi parleremo di quello e poi ultimo slot di domani, quindi sarà magari una puntata anche un po' più lunghetta, dedicato come sempre il giovedì alla presentazione della parità del Cagliari, quindi ci collegheremo con Napoli col collega Luca Cerchione, giusto? Luca Cerchione, sì. Direttore Esperto di di Radio One Napoli. Station, sì. Esatto, e quindi si parlerà con lui di Napoli e di quello che effettivamente poi insomma sarà effettivamente la partita del San Paolo. Io non ci sono di sera per il fantacalcio, ci sono però per Buongiorno Di mattina 131. sì. Di mattina ci sono, giusto per essere chiari. Va bene, Luke, grazie come Grazie a te, sempre. grazie a tutti ragazzi, grazie a stati Alle tantissimi. 7 Stefano, ore 19. 19. Ma comunque, allora, se non l'avete ancora fatto, seguiteci su Instagram, perché su Instagram mettiamo le storie con gli orari, con gli appuntamenti, ok? Quindi, però di base noi andiamo quasi sempre alle 7, ecco, alle 19 la sera. Giovedì Vedremo, sì. magari più avanti ci sarà qualche modifica al palinsesto solito, però di base 19. Va bene? Va bene, benissimo. Grazie Allora, Luke. salutiamo tutti, ovviamente salutiamo anche le nostre aziende, le nostre amiche aziende e quindi ci vediamo domani alle 10. Ultimo appuntamento settimanale Buongiorno 131, ha detto Francesco, 3 ospiti e chiaramente poi avremo poi il proseguo alla sera con Fanta 131 e poi ci avvicineremo Live. al fine settimana dove il buon Francesco sarà al Maradona e insomma, vediamo un po'. Ricordiamo vedo che avete l'ora. sabato alle 20:45. Non prendete impegni, Esatto.
E tutti di sera in diretta da casa di Luca. Sì, ha comprato lo Tsunami, Sì, dovete sapere, si è trasferito esatto. a Pula, Esatto. visto che c'è una difficoltà ad Rolando. aprire, allora l'ha Esatto. rilevata, ha detto venite tutti a casa a vedere le partite. Va bene. Salutiamo Perfetto. gli amici dello Tsunami, ovviamente. Li salutiamo. Va bene, Abbraccio grazie aperto. ragazzi, a domani. A domani, grazie a Sigla. tutti. Ciao Fra, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.